Siamo in compagnia di Luca Giaroni, tecnico del Seregno. Prima vittoria per voi in questa stagione nel campionato di Serie 1, e che vittoria! Eravate sotto 4-1 a 2 minuti e 20 dalla fine del primo tempo. Il punteggio tra BDL Minimotor Seregno recita 5-4 in vostro favore, un parziale di 4-0 che ha permesso di conquistare i primi 3 punti, una rimonta possiamo dire quasi epica, la seconda per voi degna di nota in questa stagione, perché la prima era quella che abbiamo citato in telecronaca dall'1-6 al 6-6 in Seregno Montebello. Questa secondo me però fa pari. Ha un peso specifico un po' diverso. Innanzitutto buonasera a tutti. Sì, ovviamente forse mi si vede anche dalla faccia che questa vittoria di stasera mi ha reso veramente tanto felice, ma proprio perché ho visto una squadra in campo che per 50 minuti ha giocato come volevo. Poi è ovvio, vincere certe partite ci vuole anche un pizzico di fortuna, ci vuole anche un portiere che a un certo punto ha tirato giù la saracinesca e ha parato tutto, però i ragazzi veramente stasera sono stati bravi a interpretare la partita nel modo migliore, perché comunque sapevamo benissimo che venire a giocare qua contro quella che io reputo una delle maggiori accreditate al salto di categoria non sarebbe stato facile. Poi comunque il Correggio veniva da un girone di Coppa Italia sostanzialmente dominato, veniva da una vittoria larga sul campo del Recoaro, quindi c'erano tutti i presupposti perché la partita fosse veramente complicata, come poi è stata ovviamente. Siamo stati bravi a non disunirci mai, anche sotto 3-0, sotto 4-1, i ragazzi hanno continuato a giocare, abbiamo poi un paio di gol, 2 o 3 gol in contropiede fatto anche bene, e quindi poi alla fine il risultato è questo e sono molto contento di questo. Io un'analisi che ho fatto proprio durante la telecronaca, in più di un'occasione, Luca Giaroni, abbiamo sentito proprio i time out, invitavi la tua squadra a non strafare. È stata questa forse una delle chiavi vincenti di questa vittoria in rimonta, cercare di mantenere sempre concentrata da un lato la sua squadra, ma allo stesso tempo la capacità di non far spendere energie eccessive nei momenti più difficili della partita da parte vostra. Sì, ovviamente con i ragazzi nei time out mi sono raccomandato di non farsi trascinare dall'entusiasmo, dal fatto che fossimo passati dal 4-1 al 4-3, addirittura poi l'avevamo anche pareggiata sul 4 pari. Infatti in quel time out avevo proprio detto a loro di non cadere in facili tentazioni. Noi siamo una squadra che comunque sa che deve lottare per 50 minuti su ogni pallina, e questo poi abbiamo sostanzialmente fatto. Vi ripeto, contro una squadra veramente forte come il Correggio, se avessimo fatto l'errore di aprirci o comunque di farci trascinare appunto dall'entusiasmo del momento, probabilmente la partita sarebbe finita in modo diverso. Invece i ragazzi sono stati bravi a mantenere la lucidità necessaria che serve a una squadra come la nostra, soprattutto per portare a casa un risultato di questo tipo. Poi tu mi dicevi prima vittoria in campionato, io ti direi anche prima vittoria proprio della stagione, perché da settembre che abbiamo iniziato la Coppa Italia non avevamo mai vinto. Poi ovvio siamo all'inizio del campionato, sono 2 giornate appena, però insomma per noi una vittoria del genere, per quella che è la nostra dimensione, per quello che deve essere il nostro campionato, sono 3 punti neanche d'oro, di platino proprio. Però è ovvio adesso nello spogliatoio, a parte fare i complimenti a tutti i ragazzi, gli ho già detto loro che da domani già bisogna cominciare a pensare a sabato al Sandrego, perché sarà una partita altrettanto difficile, anche se giochiamo in casa. Per noi sarà così, saranno 18 partite difficili, 18 partite complicate, 18 partite contro squadre comunque secondo me anche più attrezzate di noi. Però se questo Seregno ha questo spirito per tutte le partite, o comunque per la maggior parte delle partite, io penso che ci potremmo togliere delle soddisfazioni. Adesso tutto sta a mantenere
i piedi ben saldi per terra, continuare a lavorare come stiamo facendo, perché comunque poi nelle ultime settimane avevo visto già una crescita della squadra proprio a livello di carattere, a livello di stare in pista. Anche le ultime partite di Coppa Italia che avevamo perso, però le abbiamo sempre perse giocando, e queste 2 partite di campionato insomma hanno dimostrato soprattutto a loro che possono stare in A2 e possono giocarsela. Una cosa è certa, il pubblico del Palazzo Maschini non si annoierà sicuramente nelle vostre partite, quindi complimenti davvero per la vittoria a Luca Giaroni e a tutto il vostro Seregno. Grazie mille, buona serata a tutti, grazie, ciao. Grazie mille.